Buongiorno a tutti cari ragazzi. Con questo lunedì iniziamo il ciclo della preghiera settimanale che ci introdurrà al nostro impegno scolastico. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel Vangelo di ieri Gesù si rivolge ai suoi discepoli dicendo una cosa molto significativa ed importante. Vi leggo il passo che vorrei commentare con voi oggi. Gli si avvicina l'apostolo Giovanni, l'apostolo prediletto, l'amico più caro di Gesù, il quale gli dice: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Da queste parole di Gesù, da questa narrazione dell'Evangelista Marco, mi viene da trarre questo insegnamento. Pensando a quanto spesso nelle nostre classi, nelle nostre realtà giornaliere, noi viviamo la logica del gruppo, che spesso diventa élite, diventa realtà chiusa. Gesù ci invita ad andare oltre i confini del piccolo gruppo e a scoprire il bene che ognuno di noi può compiere, anche se non appartiene al mio gruppo, alla mia cerchia di amici. Vorrei allora invitarvi a superare questa dimensione ristretta per aprirvi e cogliere il bene che può venire da ogni vostro compagno di classe e nelle altre realtà da chi non è strettamente legato a voi. Saper cogliere i germogli di bene significa valorizzare l'altro, dargli importanza per la mia vita, cogliere tutto ciò che di buono lui può dare a me e a mia volta impegnarmi a dare il meglio di me agli altri. Un altro insegnamento che può venire dal superamento della logica che coinvolge Giovanni in questo giochetto che ha a che fa con il maestro di voler chiudere, è quello di superare l'invidia nei confronti degli altri. L'invidia viene chiamata vizio capitale, perché quando si annida dentro di noi provoca tutta una serie di conseguenze che ci ammalorano, ci fanno ammalare, ci fanno stare male. Non dobbiamo avere invidia del bene che gli altri possono fare. Non dobbiamo invidiare i successi degli altri, piuttosto ne dobbiamo gioire e dobbiamo anche essere in grado di imitare chi fa meglio di noi, spronandoci così a superare i nostri limiti, appunto, per offrire ciò che di più buono possiamo dare. Stiamo trasmettendo questa preghiera dalla cappellina del Barbarigo che si trova proprio all'ingresso, vicino all'Androne. Lo facciamo perché questo luogo ci piacerebbe diventasse per voi casa. La cappellina rimane sempre aperta, ogni giorno. Ad aspettarvi c'è Gesù, nell'Eucaristia che è qui conservata, nella sua parola che potete leggere. Entrate in questo luogo per trovare un po' di serenità, per chiedere forza e trovare la gioia di impegnarvi al massimo nella vostra settimana. Fra qualche giorno celebreremo anche la memoria dei santi angeli custodi e prima ancora dei tre arcangeli. Vogliamo allora iniziare questa nostra giornata con la bella preghiera che sicuramente a molti di voi hanno imparato fin da piccoli, ascoltando i propri nonni, i propri genitori, rivolgendoci all'angelo di Dio, quel messaggero di bene che il Signore continua a mandarci, quel consigliere affidabile che ci accompagna e ci invita a fare il bene. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che a te fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Buona settimana ragazzi e buona giornata. Anche se oggi il tempo è un po' grigio, portate luce e sole
nella vostra classe. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.